Di nuovo in collegamento con il palazzetto dello sport di Chianciano Terme per questa seconda parte del torneo di qualificazione ai campionati italiani Schoolboy e Junior, seconda parte, seconda giornata. Domani avremo la conclusione e avremo il quadro completo dei partecipanti al campionato italiano Schoolboy e Junior, che vi ricordo si terrà sempre qui in questo palazzetto dal 18 al 21 aprile. Iniziamo con la categoria dei 44 kg. L'arbitro è il signor Arpula. All'angolo rosso per il Lazio c'è Simone Beldiman, mentre invece all'angolo blu per il Veneto c'è Samuele Virardi. I giudici sono il signor Lagala, la signora Monacelli, il signor Russo, il signor Serino e il signor De Francesco. È iniziato il primo round, categoria Schoolboy, quindi 3 riprese da 1 minuto e mezzo. Questi sono 44 kg. Beldiman laziale è all'angolo rosso, Virardi Veneto è all'angolo blu. Leggermente più alto Beldiman, ma molto vivace questo Virardi che sta cercando di avvicinarsi, qualche finta, però bravo adesso Beldiman a mettere 2 volte il sinistro, prima in diretto poi in gancio. Adesso si lancia un po' con troppo impeto, troppa foga il pugile all'angolo blu. Deve girare bene i colpi. Finisce il primo round. Sicuramente il pugile romano all'angolo rosso è quello che ha messo i colpi più significativi. Grande movimento, grande impeto da parte di Samuele Virardi, però poche volte è arrivato a bersaglio. Primo round quindi che va assegnato al pugile laziale all'angolo rosso. Pronti per il secondo round. Samuele Virardi della pugilistica Ruga dal Veneto, il maestro Ruga all'angolo, mentre invece il pugile Beldiman Simone Miai, UF e Center ASD.
Adesso c'è stato questo bel sinistro l'incontro, poi c'è la richiesta del maestro Ruga di sospensione cautelare. In effetti, diciamo, al di là dei belli movimenti, al di là, diciamo, della postura, della bella impostazione di Samuele Virardi, non avevamo visto nessun colpo, quindi la scelta del maestro Ruga, quella di chiedere la sospensione cautelare, secondo il mio punto di vista è quanto meno opportuna. Quindi Simone Beldiman supera questo turno preliminare. Domani ci saranno tutte le finali, gli spareggi per le qualificazioni. Eccolo qui il verdetto ufficiale. Bello anche il siparietto finale con Samuele Virardi che non era tanto convinto, il paternale richiamo del signor Arpula che ha detto: ragazzino, zitto, ti rifarai la prossima volta. Grande umanità quella del signor Arpula.